Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Si è tenuta a Bovolone, nell'ambito della Fiera di San Biagio, la conferenza dei 98 sindaci dei comuni della provincia di Verona. Molti sono stati i temi trattati e noi abbiamo chiesto il punto di vista a due sindaci. Il primo sindaco è Gianluigi Mazzi, il sindaco di Sona. A lui abbiamo chiesto lumi riguardo al rapporto fra comuni e regione, relativo anche ad esempio al PNRR. Sentiamo l'intervista. L'incontro serviva proprio ad un confronto e ad un dialogo diretto con la Regione. La presenza dell'assessore Lanzarin, del vicepresidente regionale De Berti e anche del consigliere Rigo ha dimostrato che la Regione Veneto è vicina alle nostre richieste. Le richieste sono importanti, si parte da quello che è l'aspetto del PNRR, l'emergenza ucraina, i medici di base e la questione della compartecipazione della quota. Sono tutti punti che ricadono su di noi sindaci, non abbiamo le risposte, c'è necessità di legiferare, c'è bisogno di norme, di riferimenti ben precisi affinché si possano gestire. I cittadini chiedono a noi informazioni, chiedono a noi che vengano attuate alcuni aspetti. Senza la partecipazione della Regione e a livello nazionale del Governo noi possiamo far poco, quindi auspichiamo veramente un lavoro di squadra. Il secondo sindaco è Flavio Pasini, sindaco di Nogara. A lui abbiamo chiesto notizie relative alla possibilità di accogliere i profughi ucraini. Ci siamo raffrontati tra amministratori, siamo anche qui come col Covid in prima linea e quindi bisogna capire esattamente cosa il territorio ha bisogno, cosa bisogna fare per questi ospiti. È chiaro che ci sono gli hub, tipo quella di Isola della Scala, in grado di ospitare i profughi per i primi momenti, ma poi bisogna assisterli con i CAS e con anche appartamenti oppure famiglie che vogliono dare ospitalità appunto a questi profughi. Ci siamo chiariti, ci siamo parlati perché è un qualcosa che andrà avanti per lungo tempo e quindi bisogna essere preparati anche con questa problematica ad affrontarla appunto tutti assieme con le problematiche che verranno avanti sicuramente anche in futuro. I sindaci possono fare molto per queste mamme e questi bambini perché più che altro sono nuclei familiari di questo tipo e quindi introdurli nella vita sociale delle nostre comunità. Si conclude questo nuovo appuntamento di Studio 1 SGL. Se volete inviarci le vostre segnalazioni lo potete fare all'indirizzo di posta elettronica e noi saremo pronti ad ascoltarvi. Potete comunque continuare a seguirci sulla nostra pagina Facebook. Per oggi è tutto e ci rimandiamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.